Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. A Palermo il direttore del carcere Pagliarelli chiede di trasferire in altri penitenziari 6 giovani dietro le sbarre per lo stupro di gruppo. Si teme per la loro incolumità per le minacce ricevute. Il garante avverte: non condividete i video della violenza al Foro Italico. Siamo un branco di falliti, questa è un'emergenza sociale, seguito da più di 5 milioni lo sfogo in video di una professoressa di Palermo, rivolto a madri e padri. La scrittrice Stefania Auci a TG Sicilia: i ragazzi sono deresponsabilizzati, la famiglia li giustifica sempre. Nel pomeriggio a Mister Bianco i funerali del nostro Natale Bruno, scomparso prematuramente e improvvisamente, lasciando un vuoto profondo in redazione. Se n'è andato un cronista di razza, sempre nella trincea dei fatti da raccontare e che non ha mai dimenticato di essere un uomo. Ancora centinaia le manifestazioni di cordoglio per la morte di Natale, dalle istituzioni ai colleghi, dai telespettatori alla gente comune. C'è un'altra emergenza ed è quella degli abusi sui minori. La denuncia dell'arcivescovo di Catania e del sindaco. Solo una città modello di bambino, dice Trantino, potrà sconfiggere il degrado. Senza più confini la febbre dei video, doveva scontare una condanna ai domiciliari, ma postava su TikTok le sue immagini mentre era al mare e in giro per Monreale. Tentato omicidio e rissa, 6 le persone arrestate a Gela, alla procura, fondamentali le telecamere. Calcio, il Catania ha definito l'arrivo in prestito dell'attaccante lituano Dubiskas. Intanto stasera torna in campo il Palermo per l'amichevole contro i maltesi del Melita. Bentrovati. Rischi per l'incolumità degli indagati e rischi per le indagini sono i motivi che hanno indotto il direttore del carcere Pagliarelli di Palermo a chiedere il trasferimento dei 6 giovani ancora dietro le sbarre accusati dello stupro di luglio al Foro Italico. Intanto cresce la tensione sociale tra chi nei social condanna gli stupratori e chi al contrario cerca i video della violenza. Il garante avverte: non condividete quelle immagini. Manlio Viola. Potrebbero lasciare il carcere lo russo dei Pagliarelli di Palermo nelle prossime ore, destinati alla detenzione in altri 3 o forse 4 penitenziari diversi, i 6 giovani accusati dello stupro dello scorso 7 luglio ai danni di una ragazza di 19 anni. A chiedere il trasferimento ad altre strutture sono stati sia gli avvocati dei 6 indagati che la direzione del carcere, dopo che i giovani hanno ricevuto minacce sia dall'esterno che all'interno del penitenziario. A raccontare come stanno le cose è proprio la direzione del carcere in una lettera inviata al DAP, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero, nel quale precisa che il clamore mediatico della vicenda ha fatto sì che anche i detenuti in regime speciale nello stesso braccio dei giovani presunti violentatori sono a conoscenza delle accuse e manifestano insofferenza nei confronti dei 6. Difficile poi impedire che gli stessi si incontrino fra di loro, come disposto dalla magistratura in questa fase di indagine. Insomma, i giovani sono a rischio e vanno trasferiti sia per tutelare loro e la loro sicurezza che per tutelare le indagini. Intanto cresce la preoccupazione anche per la gogna social. Per il garante della privacy ci sono rischi derivanti sia dai profili fake che sono stati realizzati che dalle minacce di intensità crescente alla famiglia. Poi ci sono i gruppi Telegram dove si è scatenata la caccia ai video dello stupro, con persone disposte anche a pagare per averli. Una vicenda che costituisce anche questa un reato a sé. Infine cresce la tensione sociale. È andata deserta una seduta del Consiglio Comunale di Palermo dedicata a questo stupro e impazza la polemica politica, mentre il prefetto ha convocato un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per affrontare proprio i temi legati alla sicurezza della movida palermitana. Dopo lo stupro di gruppo non c'è solo la professoressa Corrao di Palermo a chiedere a gran voce un cambiamento sociale. Occorre partire dal patto scuola-famiglia che sembra essersi rotto da tempo. Ne abbiamo parlato con la scrittrice Stefania Auci. L'intervista è di Luca Ciliberti.
Fa davvero orrore quanto è accaduto a Palermo. Lo stupro compiuto da un branco di 7 giovanissimi ragazzi ai danni di una 19enne è un abominio ed è solo l'ultimo di una lunga serie di fatti simili che continuano a ripetersi ovunque senza distinzione di latitudini. Siamo un branco di falliti, questa è un'emergenza sociale, dice una professoressa siciliana. Uno sfogo che sui social raccoglie oltre 5 milioni di visualizzazioni. Si chiede a gran voce un cambiamento, il ruolo della scuola, il ruolo della famiglia, un patto educativo che si è rotto da tempo e che probabilmente, secondo la professoressa e scrittrice Stefania Auci, è alla base del disagio. Si è delegittimata la scuola, si è delegittimato il rango e l'importanza che ha la scuola nella formazione dei ragazzi, si è tradotto l'idea che a prescindere da qualunque cosa spesso la famiglia possa giustificare il ragazzo indipendentemente dalla condotta che ha tenuto. Monta il dibattito sulla castrazione chimica come soluzione estrema. Prima di arrivare a questi spauracchi, perché poi di fatto sono spauracchi, soprattutto questo tipo di attività che non è, come molti, forse in maniera piuttosto grottesca, si immaginano, un tagliare i gioielli di famiglia, è una serie di farmaci, si tratta di una serie di farmaci che vengono assunti dalla persona che volontariamente si sottopone a questo tipo di pressione, a questo tipo di trattamento, e che deve essere associata ad un trattamento psicologico di lunga durata. Ma secondo l'autrice della fortunata saga dei Florio, oggi emergono quelle violenze nei confronti delle donne che una volta rimanevano nascoste in casa. Vorrei un po' sfatare questa leggenda le donne non si toccano con un fiore, perché le donne facevano non soltanto lavori pesantissimi sia in campagna che in città, ma soprattutto spesso erano davvero soggette a violenze familiari enormi, di cui noi oggi cominciamo soltanto ad avere l'eco. Si svolgeranno alle 17 nella chiesa madre di Mister Bianco i funerali del nostro Natale Bruno, scomparso improvvisamente martedì notte, ancora a sgomento nella redazione di Telecolor e del TG Sicilia. Simona Mazzone. Se si dovesse spiegare la figura del giornalista nell'immaginario collettivo, quello che armato di penna e taccuino scende in strada a raccogliere notizie, a sentire la gente, a verificare i fatti, ecco, quello era Natale Bruno, un personaggio che farebbe gola al più sofisticato romanziere di gialli, volto impassibile, aspetto un po' burbero, che racchiudeva invece tanta umanità. Natale è scomparso troppo presto, aveva 59 anni compiuti a luglio, lasciando un vuoto incolmabile. La notte tra martedì e mercoledì il suo cuore ha smesso di battere, all'improvviso. Poche ore prima di andar via per sempre, aveva condotto il TG serale di Telecolor. Nessuno avrebbe mai pensato fosse l'ultimo. Da tanti anni sedeva ormai su quella sedia, come conduttore, come cronista di cronaca. Non c'era rappresentante di forze dell'ordine che non conoscesse. Magistrati, avvocati. Spesso era il primo a dare la notizia, ma, questo è certo, non la bucava mai, come si dice in gergo giornalistico. Natale lo scorso marzo aveva ricevuto dall'Ordine dei giornalisti di Sicilia la medaglia per i 35 anni di iscrizione all'albo. Era corrispondente di Repubblica a Catania, scriveva anche per l'agenzia AGI. In passato aveva lavorato con il Giornale di Sicilia. Nell'aprile scorso si era ritrovato sulle TV nazionali per un video che lo mostrava in diretta alla conduzione del telegiornale di Telecolor durante una forte scossa di terremoto. Impassibile, come era il suo stile, è andato avanti. La sua scomparsa così improvvisa è stata una doccia fredda per tutti, un incolmabile vuoto per noi colleghi. L'editore, la redazione, i tecnici, l'amministrazione di Antenna Sicilia e Telecolor, Angela Ciancio, che ricorda con affetto e gratitudine i tanti anni di lavoro svolti insieme, tutti addolorati per l'improvvisa perdita, si stringono alla mamma Teresa, alla compagna Santa e ai suoi familiari. I funerali, per chi volesse dargli un ultimo abbraccio, si svolgeranno oggi alle 17 nella chiesa madre della sua Mister Bianco. Senza sosta i messaggi di cordoglio di telespettatori e gente comune per l'improvvisa scomparsa di Natale. Un giornalista di razza che metteva sempre davanti a tutto il lato umano. Marco Carli. È ancora il tempo del cordoglio che si mischia alla grande tristezza e all'incredulità per la scomparsa del collega del nostro Natale Bruno. Dopo il ricordo e i numerosissimi messaggi delle istituzioni, dal presidente della regione Schifani, per esempio, al sindaco di Catania Trantino, dopo le parole del mondo della politica, del lavoro, di chi ha avuto a che fare con lui, oggi è toccata ai quotidiani dare il senso della perdita per il giornalismo e non solo. Diplomatico mai, credibile e leale sempre, titola la Sicilia nell'articolo di Francesca Aglieri Rinella sulla improvvisa scomparsa
comparsa di Natale. Definito, si legge, giornalista di strada, che nell'ambiente non è un'offesa ma un complimento. Pochi aggettivi, zero fronzoli, tanta sostanza e una montagna di notizie. Natale Bruno, si legge ancora, è stato un cronista di razza ma non ha mai dimenticato di essere un uomo. Un valore importante come quelli che emergono nel pezzo di Repubblica Palermo con la doppia firma di Fabrizio Lentini e Marco Patucchi. È vissuto attraverso il suo lavoro fino all'ultimo istante, si legge, sempre nella trincea dei fatti da raccontare dopo aver condotto l'ultimo TG e inviato l'ultimo pezzo, come gli uomini troppo innamorati del proprio lavoro per tenere sotto controllo stress, fatiche e adrenalina. E poi ci sono i telespettatori e i lettori, quelli che l'hanno sempre seguito e che soffrono insieme alla sua famiglia e ai suoi cari in questi giorni di dolore. Moltissimi gli attestati di stima nei confronti di Natale che il pubblico ha indirizzato alla nostra redazione. Ne abbiamo scelto uno di Silvia, vittima di stalking, che aveva deciso di raccontare la sua storia proprio a Natale, perché, scrive lei stessa, lui ha messo sempre davanti il lato umano rispetto a quello professionale. Dopo l'intervista, si legge nella mail, ricordo ancora che mi scrisse il numero di telefono di un'avvocatessa penalista molto brava di sua conoscenza e anche l'indirizzo di un'associazione antiviolenza, e anche grazie a lui se ne sono uscita, conclude la donna. Un omaggio al giornalista e appunto all'uomo. Anche la violenza sui minori è un'emergenza sociale. Le analisi e le ricette del sindaco trentino e dell'arcivescovo Renna, intervenuti a Catania nel corso della campagna di sensibilizzazione Invisibile agli occhi, organizzata a conclusione delle celebrazioni di Sant'Agata. C'è un'altra emergenza ed è quella degli abusi sui minori. Per il sindaco di Catania Enrico Trantino, intervenuto assieme all'arcivescovo Renna alla campagna di sensibilizzazione Invisibile agli occhi. Ma siamo tutti innocenti? Si chiede provocatoriamente il sindaco. Mi si consente anche una provocazione di natura culturale, ma siamo tutti innocenti qua dentro. Nel senso che l'abuso può essere anche quello più latente, quello più nascosto, può essere quello che noi genitori commettiamo senza rendercene conto. Nel momento in cui non vigiliamo, nel momento in cui consentiamo che i nostri figli trascorrano il loro tempo su questi telefonini, su queste maledette macchine, da un lato del progresso ma dall'altro del timore di involuzione sociale, corriamo anche il rischio che questi bambini nascano, o meglio crescano, secondo dei parametri, secondo dei messaggi distorti che possono condizionare la loro crescita. Solo una città modello di bambino potrà sconfiggere il degrado, dice Trantino. Che il degrado sarà sconfitto dai nostri bambini di oggi, perché sono i migliori veicoli, sono quelli che più desiderano guardare a una città pulita, sono quelli che più anelano a una condizione di favore in cui possa prosperare la società. E allora la città modello di bambino. La Chiesa, dal canto suo, è impegnata nel sostegno ai più fragili. La Chiesa ha messo in atto da alcuni anni in ogni diocesi il servizio di tutela per i minori, che vuole prevenire e ascoltare tutte le persone che vogliono denunciare delle situazioni in cui sono stati dei religiosi, dei sacerdoti ad abusare. Bisogna parlarne di più perché la gente abbia la forza di denunciare e di prendere le distanze da comportamenti verso i quali tante volte si sente quasi psicologicamente colpevolizzata, ma piuttosto i colpevoli sono altri. Doveva essere in casa agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, in realtà era in spiaggia a prendere il sole e condivideva su TikTok le sue giornate al mare e le passeggiate in centro a Palermo a bordo di un motociclo e ancora in un parco acquatico. L'evasione non è sfuggita ai carabinieri di Monreale, che hanno trasferito in carcere un 44enne di Monreale che stava appunto scontando, doveva farlo, agli arresti domiciliari, una condanna per estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. A Gela, svolta sulla rissa che nelle scorse settimane si era scatenata in via Cascino, nei pressi di una rivendita di generi alimentari. Sono 6 gli arrestati e tra i reati contestati c'è anche il tentato omicidio. Gli investigatori hanno ricostruito la dinamica dei fatti in pochissimo tempo. Fondamentali, ha fatto sapere la procura, le telecamere di sorveglianza. Gerry Italia.
Prima una scazzottata a inizio giugno tra le viuzze del quartiere San Giacomo, dove vive gran parte della comunità romena, poi la rivalsa in via Cascino con tanto di raid punitivo lo scorso 12 agosto. C'è questo dietro alla maxi rissa fatta scattare da 6 cittadini romeni ora sottoposti a misura cautelare. 2 in carcere, 3 domiciliari e un obbligo di presentazione. Gli autori del raid vivono tutti in città e la violenza sarebbe maturata per ragioni sentimentali. Abbiamo rilevato un'aggressività, un'efferatezza, una spregiudicatezza elevatissima che ha consentito alla Procura di Gela e all'organo investigativo, quindi al commissariato, peraltro nella doppia articolazione dell'Ufficio Controllo del Territorio, cioè le volanti e la Polizia Giudiziaria, appunto di contestare il tentato omicidio. Le immagini della videosorveglianza hanno permesso di ricostruire l'intera dinamica dei fatti. L'obiettivo vero e proprio della spedizione punitiva, un altro cittadino romeno, è stato colpito ripetutamente con calci e bastoni. Sono spuntate anche le bottiglie di vetro collocate in un cesto per la raccolta rifiuti, armi improvvisate usate con la massima ferocia contro le vittime per vendicare il precedente alterco di inizio giugno. Un fatto gravissimo, ha ribadito il procuratore Lucia Musti, che ha spinto per la contestazione di tentato omicidio, poi accolta dal GIP. In questo caso preziosissime sono state le telecamere, perché ci hanno consentito, a fronte di un reato veramente complicato qual è la rissa, di poter ricostruire l'evento e soprattutto di attribuire ai singoli le penali responsabilità, laddove è emersa una ferocia inaudita nei confronti di uno dei corrissanti, il quale, nonostante abbia riportato lesioni guaribili in 8 giorni, comunque ha rischiato la vita. Da questo è derivata la contestazione del tentato omicidio riconosciuto dal GIP. I 6 indagati saranno sentiti dal GIP per gli interrogatori di garanzia. Già a giugno erano stati sequestrati bastoni e asce per spaccare la legna. I finanzieri hanno scoperto e denunciato a Godrano, vicino a Palermo, un broker che ha rilasciato 1850 contratti di assicurazione falsi. L'indagine è partita dalla Guardia di Finanza di Bagheria dopo diverse denunce di cittadini cui era stata sequestrata l'auto perché priva di assicurazione. Arrivati a Favignana, a bordo della nave da ricerca Hercules, 2 rostri in bronzo recuperati su un fondale di 80 metri nel sito della battaglia delle Egadi. Siamo nel 241 a.C. Eccoli qua, saranno esposti all'interno dell'ex stabilimento Florio, dove sono già in mostra 15 elmi, armi, un centinaio di monete di bronzo e d'argento. Il nostro mare, dice il sindaco di Favignana Forgione, ci consegna un patrimonio storico e di memoria che va tutelato e che intendiamo rendere fruibile attraverso l'arricchimento del museo all'interno appunto dell'ex stabilimento Florio. Facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio, il prossimo acquisto lituano del Catania. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio, un altro attaccante per il Catania. La dirigenza etnea ha definito l'arrivo in prestito del lituano Dubickas, che dopo l'ingaggio di Carmine va a completare il reparto avanzato rossazzurro. Marco Carli. Ancora un arrivo in casa Catania. La società di Pelligra prosegue la campagna di rafforzamento del gruppo affidato a Tabiani. Dopo Di Carmine e Quaini, ecco Edgaras Dubickas, attaccante lituano 25enne, lo scorso anno al Pordenone di proprietà del Pisa. L'accordo raggiunto con i toscani è per il prestito con diritto di riscatto. Dubickas è un giocatore poliedrico che può coprire i 3 ruoli dell'attacco, dunque punta centrale ma anche esterno, da entrambe le parti. Ha anche un'esperienza in Sicilia nel 2018-2019 con la Sicula Leonzio, preso nel mercato di riparazione, ha segnato 2 gol in 9 presenze. In Italia ha fatto la trafila delle giovanili con il Crotone e con il Lecce, con cui ha debuttato in Serie C. Dai salentini è andato in prestito anche a Gubbio e Livorno, poi l'esperienza al Piacenza e al Pordenone per un totale di 115 gare e 26 gol in Lega Pro. Dubickas ha anche collezionato 4 presenze nella nazionale maggiore lituana e 17 nelle giovanili. Con il suo arrivo è molto probabile la cessione di Giovinco, da verificare poi la situazione di De Luca. Per il resto si sonda il mercato dei centrocampisti, 3 o 4 nomi sul taccuino di Laneri, fra cui anche Mastinu, ancora un giocatore di proprietà del Pisa. Il mercato chiude il 1 settembre, stessa data dell'esordio in campionato con il Crotone. A proposito, va a gonfie vele la campagna abbonamenti, esaurita la curva nord e tanto entusiasmo per il ritorno fra i professionisti della squadra rossazzurra. Non vede l'ora di goderne anche il presidente Pelligra, che assisterà al match d'esordio con i calabresi.
Torna in campo stasera il Palermo, ma solo per giocare in amichevole contro i maltesi del Melita Rosanero, che sul mercato insistono per Verre, e torna di moda Bisoli. Marco Golà. In assenza di impegni in campionato, il Palermo questa sera terrà alta la concentrazione giocando un amichevole serale contro i maltesi del Melita. Rosanero, che nel weekend osserveranno un turno di riposo, l'esordio al Barbera è rinviato visto che in tribunale Brescia e Regina si stanno giocando l'ammissione tra i cadetti e il Palermo avrebbe giocato proprio contro una di loro. Stasera dovrebbe esserci spazio anche per l'ultimo arrivato, il terzino sinistro danese Christopher Lund. È una squadra molto forte, molto competitiva, che sarà molto importante per noi, per la competizione, per la promozione in Serie A, quindi sono molto contento di essere qua e dare il mio meglio possibile. Per me è una fila molto importante perché, come ho detto prima, è una squadra molto forte e voglio aiutare. Come obiettivo voglio aiutare alla squadra a salire in Serie A, voglio anche imparare a migliorare come giocatore e aiutare alla squadra a fare il meglio. Mercato torna di moda il profilo di Dimitri Bisoli, il direttore sportivo del Palermo Leandro Rinaudo ci pensa, anche se al momento non esiste alcuna trattativa concreta. Dei dialoghi c'erano già stati a giugno per il centrocampo, si pressa anche per Verre della Sampdoria. In zona mediana il Palermo perderà quasi certamente Dario Saric, pronto a sposare il progetto dell'Antalya Sport in Turchia, e potrebbe salutare anche Damiani, su cui c'è forte l'interesse della Juventus Next Gen in Serie C. Abbiamo fallito, siamo dei falliti. Come non dare ragione nell'addolorato sfogo a Giovanna Corrao, in questo video che è stato visto già da più di 5 milioni di persone. Ed è pure vero, nota la professoressa palermitana, che la violenza sessuale tra i giovani è un'emergenza sociale in tutto il paese. Infatti qui non c'entra nulla la vecchia tiritera del sud culturalmente arretrato, roba ammuffita. I femminicidi e gli stupri purtroppo sono diffusi in tutta Italia e sono in spaventoso aumento. Colpa della rete, si dirà. Troppo facile, una parte almeno della responsabilità è davvero nostra, di noi, padri e madri, che non sappiamo più trasmettere valori ai nostri figli, anzi che non abbiamo più voglia, anche perché non sapremmo nemmeno come e cosa dirgli. Ecco allora quando un ragazzino frigna, cedergli il cellulare per farlo smettere, e se già più grande mollargli la banconota da 20 euro per farlo stare un po' fuori di casa, assecondandolo in tutti i suoi desideri senza mai un no, anzi atteggiandoci a fratello o a sorella maggiore per illuderci di dargli più amore, così, di stargli più vicino, rendendo invece i ragazzi fragili, sovraccarichi di aspettative, bisognosi di vivere in gruppo, cioè nel branco, perché da soli non ce la fanno. Senza mai spegnere per una volta questi benedetti telefonini e guardare finalmente i nostri figli negli occhi. Ed ecco allora l'incultura malsana, questa sì generata dalla rete, dai porno, dai social, che il sesso sia una moda come un'altra, una challenge, una sfida, come dicono loro, realizzabile solo con violenza nel branco, appunto, in modo da documentare la vittoria della gara perversa con un video. Educazione civica, senso di cittadinanza, reclama la professoressa Corrao, anche a scuola. Ecco il famoso patto sociale, famiglia, società, famiglia-scuola, che purtroppo si è rotto. Quindi anche a scuola sarebbe necessario questo. Coraggiosa e arrabbiata, la professoressa ha colto nel segno. La speranza è che i milioni che l'hanno vista non siano già passati nel frattempo a un nuovo video chiedendosi e poi che altro c'è di nuovo? Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.